Questa mattina si sono presentate in prefettura 10 persone, le abbiamo invitate a presentarsi in questura per regolarizzare innanzitutto la loro posizione, devono essere quindi identificate e poi offriremo loro accoglienza presso il CAS, presso la caserma Serena, e nel frattempo continuiamo la ricerca di disponibilità alloggiative sul territorio anche con l'ausilio di enti assistenziali. Sono 10 donne ucraine, le prime profughe, che stamane si sono presentate in prefettura per chiedere informazioni ed aiuto. Anche in provincia di Treviso la macchina della solidarietà pubblica si è messa in moto attraverso un confronto tra il prefetto ed i sindaci dei principali comuni. Treviso, Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Oderzo, Vittorio Veneto. Si stanno verificando le possibilità di accoglienza, anche se in questo momento non si sa quante persone giungeranno né quali saranno le loro esigenze. Si presume che molti dei profughi in arrivo abbiano una rete di ricongiungimento presso parenti o amici, gli altri verranno accolti nelle strutture dei comuni e della prefettura, come le 10 donne che saranno ospitate all'ex caserma Serena, nel corpo separato che accoglieva le famiglie afghane. Stanotte, nel frattempo, a Godega è arrivata la famiglia ucraina di 6 persone, ospitata dall'imprenditore Sandro Bottega, che aspetta nei prossimi giorni un'altra cinquantina di persone. Fondamentale, sottolinea il prefetto, che chi arriva denunci la propria presenza, sia per regolarizzare la posizione sul territorio nazionale, sia per avere garantita l'assistenza sanitaria. Per questo al vertice era presente anche il direttore generale dell'ULSS 2. Perché ovviamente le persone che entrano sul nostro territorio e poi vengono accolte indipendentemente se sia una struttura pubblica o anche privata vanno sottoposte a quegli accertamenti che sono necessari ai fini della prevenzione del Covid-19. Intanto con i sindaci si stanno censendo le possibili soluzioni di ospitalità dei profughi ucraini. Ci stiamo preparando per accogliere nel migliore dei modi queste persone. È fondamentale che ci sia un protocollo sanitario, che ci sia un protocollo di accoglienza e un protocollo anche di registrazione di queste persone, non tanto per la volontà di controllarle, ma per avere la consapevolezza di quante persone abbiamo nel nostro territorio e di quelle che sono le loro esigenze. Anche in questo caso i sindaci sono al centro di questa operazione umanitaria, lo facciamo consapevoli di rappresentare delle comunità che mettono al centro del loro vivere quotidiano la solidarietà.